Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina invece della consueta pillola leggiamo una lettera, non una lettera qualsiasi, ma una lettera dannatamente importante per chiunque, soprattutto se politico, si colloca fuori dal mainstream pseudo-buonista antidivise, per capirci. La lettera è di Walter Mazzetti, segretario generale del sindacato FSP Polizia di Stato, è stata pubblicata sul sito di Nicola Porro e interviene a ruota dell'arresto di 7 persone accusate di organizzazione terroristica e sabotaggi alla linea dell'alta velocità. Quei sabotaggi che non c'erano secondo il mainstream di sinistra, quei sabotaggi su cui il mainstream di sinistra ironizzava, anche in Parlamento, anche chiedendo dimissioni di esponenti del governo, e che invece, secondo un'indagine della Digos, ci sarebbero stati e come. Ma veniamo alla lettera in questione. Rivolgiamo un enorme plauso ai colleghi che hanno portato a termine una complessa indagine su una presunta organizzazione terroristica di matrice anarchica. Da anni ormai lanciamo l'allarme contro il fenomeno anarco-insurrezionalista, che lungi dall'essere affievolito con il corso del tempo, rappresenta un pericolo serio ed insidioso per lo Stato. Quindi quell'allarme spento, addirittura sbertucciato dal fronte dei buoni, esiste ed è un pericolo, ci dice il sindacato di polizia. E aggiunge, in particolare per le forze dell'ordine che da sempre subiscono le peggiori conseguenze dei gesti di questa gente. Un fenomeno di cui sono piene le pagine delle relazioni anticrimine, delle relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza, e chi più ne ha più ne metta. Era il marzo di ben 3 anni fa quando, dopo l'ennesimo scempio compiuto con una delle tante manifestazioni per Alfredo Cospito e i soliti, tra virgolette, amare, ferite tra i poliziotti, urlavamo il nostro sdegno per l'infamia di delinquenti che si accaniscono contro chi svolge il proprio lavoro rappresentando lo Stato che loro vogliono sovvertire. Criminali che non esitano a scatenare la propria violenza, che spesso vengono sottovalutati, e questa è l'accusa al mainstream culturale che sottovaluta questo genere di minacce, se non coccola addirittura, e contro cui non di rado nelle strade abbiamo armi spuntate, ci dice il sindacato di polizia, perché se qualcuno di questi agenti reagisce a questi criminali, che tra l'altro ci sta dicendo Mazzetti, spesso li attaccano per quello che rappresentano proprio, cioè perché hanno quella divisa, ebbene loro nella reazione hanno le armi spuntate, ci dicono. D'altronde siamo in un paese dove, figuriamoci, se un poliziotto tira fuori la pistola, vabbè, in quello stesso istante sa che ha la vita rovinata, ma siamo in un paese in cui si fa polemica addirittura sull'utilizzo del taser. Cioè, amministrazioni non delle ultime cittadine, di Milano, hanno bloccato l'utilizzo del taser. Probabilmente verrà chiesto prossimamente di colpire i criminali con colpi di mazzi di fiori. Continua la lettera. Oggi questa inchiesta, da cui emergono dettagli estremamente inquietanti, progetti di futuri attentati per costringere un po' lo Stato a fare i conti, e non ultimo il desiderio di reperire nuove leve, ad esempio fra i pro-PAL, quindi qui ci sta dicendo la polizia che quella saldatura tra antagonismo anarco-insurrezionalista e antagonismo pro-PAL è nei fatti, non è una turba, come dire, retorica di Radio Libertà, è un fenomeno che sta pericolosamente camminando nelle nostre strade. Tutto questo, ci dice Mazzetti, impone ancora una volta la stessa riflessione. Serve tolleranza zero contro qualsivoglia attività che possa anche solo minimamente tangere l'area anarco-insurrezionalista e esaltati che ne fanno parte, e si mescolano di continuo a realtà che potrebbero apparire innocue, e qui si allude a quel collateralismo di certo mondo della sinistra antagonista che però a sua volta è sottovalutato o cocculato da certi segmenti della sinistra istituzionale. Guardate che a saperla leggere è una lettera impietosa e che fotografa le urgenze della realtà in modo perfetto.
e soprattutto diciamo 3 parole che indicano un indirizzo. Serve tolleranza zero, che ricordiamo non è una parolaccia parafascista, è la metodologia con cui Rudolph Giuliani ripuli New York City e la rirese grande, per dirla alla Trump, prima che poi leggessero questo islamo socialista Mamdani, ma questo è un problema dei newyorkesi. Il problema degli italiani lo racconta perfettamente il segretario generale del sindacato di polizia, ci dice che l'allarme anarco-insurrezionalista esiste e come, che si sta saldando con l'antagonismo Propal e come, che la polizia è spesso sbertucciata, lasciata sola, con le armi spuntate, e che serve esattamente l'impostazione opposta, cioè la tolleranza zero. Parole da mandare a memoria. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.